Seconda edizione del progetto Open Studio Artisti in Residenza, un'iniziativa che avete curato voi della Sovrintendenza. Sì, una iniziativa culturale veramente di grande interesse, perché è dedicata alle arti visive, è dedicata appunto a promuovere artisti contemporanei che dialogano con i luoghi storici di Agrigento, i luoghi simbolo, il paesaggio, in occasione della festa del Mandorlo, quindi attraverso le forme diciamo di pittura, di arte contemporanea, quindi la pittura, la scultura, ma anche le installazioni, i video, la fotografia. Abbiamo una fotografa molto brava che è conosciuta in tutto il mondo, artisti che hanno partecipato alla Biennale e devo dire che questo progetto è la versione moderna di un progetto che veniva realizzato, un concorso di pittura negli anni 50-60 all'ente provinciale del turismo che si occupava della festa del Mandorlo e dove venivano invitati artisti di tutto il mondo, italiani, stranieri, che restavano in città tutta la settimana e quindi realizzavano delle opere però soltanto di pittura in rapporto alla festa del Mandorlo e la valle. Oggi chiaramente la formula è diversa, questa dell'Open Studio, fra l'altro abbiamo inserito l'alternanza scuola-lavoro, quindi i ragazzi lavorano assieme agli artisti, gli artisti fra loro dialogano, quindi anche diciamo, si scambiano reciproche contaminazioni, è un progetto che speriamo possa ripetersi anche l'anno prossimo. Come si snoderà e quale sarà l'evento finale, il riconoscimento del lavoro svolto? Chiaramente negli anni 50 veniva fatta una gara, oggi la gara chiaramente è superata, ma gli artisti sono liberi di donare le loro opere alla Regione Siciliana, alla Sovrintendenza, che intende, d'accordo con il sindaco, poi spostarle, quindi diciamo, farle fruire nel Collegio dei Filippini, dove è spostata la collezione Sinatra e le opere di arte medievale e moderna, perché stanno riprendendo i lavori per l'ex museo civico, quindi per fortuna saranno spostate in quella sede, i Filippini può essere un luogo veramente ideale per la promozione dell'arte contemporanea. L'evento finale è il 9 venerdì pomeriggio alle ore 18. Quest'anno sono stato selezionato dalla Sovrintendenza per questa residenza d'artista, per me è stato davvero un momento piacevole, un momento anche di riconoscimento, per cui ho deciso di accettare questa residenza e realizzerò un'opera in due grandi teli, 1 per 1,50 m, un polittico, sarà un'allegoria al teatro, per cui raffigurerò la musa Talia e questo oggettino che è stato ritrovato negli ultimi scavi, il Guttus, questo antenato del biberon, in questo giardino dei limoni che ultimamente pervade la mia pittura, una specie di paradiso personale, dove questo Guttus e questa musa si fronteggeranno, un po' come volere creare quell'allegoria della cultura che va nutrita e del nutrimento che poi la cultura dà a ognuno di noi.